Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0 in questa giornata di metà settimana, in questo mercoledì 9 febbraio con le ultime novità in compagnia dell'oroscopo. Iniziamo subito. Ariete, inizio mattina incentrata su faccende pratiche che vi rendono inquieti. Vorreste cambiare, cercare nuove soluzioni, ma è bene questa volta non rischiare avventure. Dal pomeriggio ci sarà poi un miglioramento dell'umore e un recupero della leggerezza. Chi dovrete ringraziare di cuore sarà un vostro caro amico. Toro, siete molto più forti di quello che sembrate e lo sapete bene, però non esagerate con gli atteggiamenti impositivi perché potrebbero sorgere alcuni malintesi. Mantenete un atteggiamento saldo e pragmatico nell'attività, anche negli investimenti giustamente calcolate i rischi. Gemelli, una mattinata caratterizzata da un'atmosfera sonnacchiosa, solo con il passare delle ore vi sveglierete dal torpore e in vista della serata riprenderete quota. In amore ribattete alle gelosie senza correre dietro a nessuno, meglio infatti che siate voi ad essere inseguiti, non credete? Cancro, tema per casa oggi dettato dalla luna, imparare l'arte magnifica e rilassante del sano egoismo, senza paura e senza inutili sensi di colpa, mi raccomando. Fate in modo che nessuno approfitti del vostro buon cuore, molto spesso accade a scapito della libertà. Leone, risveglio un po' grigio oggi per voi. Venere si preoccupa di mettere i sentimenti in primo piano, ma più che verso uno spazio aperto finite in un vicolo cieco. Chi vi ama saprà rispettare la vostra natura indipendente e i vostri tempi. In caso contrario sappiatelo, non è amore. Vergine, approfittate della mattinata per concludere gli appuntamenti in agenda finalmente. Portatevi avanti con il lavoro, avrete dalla vostra infatti energia e senso pratico. La forza d'animo non vi manca e vi sarà d'aiuto, soprattutto se durante il giorno dovessero presentarsi alcuni problemi. Bilancia, le vostre vicende affettive vivono un momento di intensità speciale a dir poco, a cui un giusto pizzico di gelosia aggiunge un tocco più emozionante. I programmi per stasera vi rendono euforici, sbrogliata la matassa dei doveri, la movida aspetta solo voi. Scorpione, qualche ostilità planetaria rischia di provocare dissapori, disarmonie e conflitti, ma niente paura, si superano con il confronto e con un dialogo aperto, consigliano le stelle. Affrontate un discorso chiaro in famiglia, trovate un compromesso, cercate di risolvere ciò che fin qui vi ha procurato solo insoddisfazione. Sagittario, giornata ideale per gratificarvi con un acquisto desiderato e più volte rimandato. Dice il saggio, a volte nulla è più necessario del superfluo. Le prospettive del periodo sono rose per voi Sagittario, gli alti e bassi fanno parte del gioco, lo sappiamo, l'importante è seguire l'onda. Capricorno, sul fronte professionale oggi viaggiate in autostrada, grinta, energia e voglia di fare abbondano e i risultati sono appaganti su tutti i piani. Famiglia, partner e figli li trascurate un po', con il rischio di crearvi noie e nuovi grattacapi. Usate il buon senso. Acquario, le grane relative alla casa e alle spese extra incoraggiano i battibecchi e causano malumore. Tuttavia il lavoro gira e tutto si può affrontare, ricordatelo. Le idee che vi frullano in testa non piacciono alla dolce metà, ma incontrano il favore dei superiori e questo è già un ottimo risultato. E chiudiamo infine con i pesci. Procedete in modo fermo e razionale, con un realismo che sa essere anche concreto, mentre le onde emotive dentro di voi sono gonfie di aspettative. Le spese sono ammortizzate dalle entrate, respirate. I nuovi flirt sono caldi, almeno per quanto vi riguarda. Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle, noi ci ritroviamo domani, intanto chiudiamo augurandovi una buona giornata e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0